Tenete presente che il nostro progetto è confortato dal parere di autorevolissimi giuristi, però non è una questione di sola legalità. L'indipendenza non passa dal diritto, come scrive il mio caro amico Lottieri, Carlo Lottieri, filosofo, docente. Dice l'indipendenza è una questione di democrazia, quindi è un fatto politico, è un fatto di partecipazione, è un fatto di convinzione che quando si esercita un diritto non si deve temere nessuno. Ricordatevelo questo, non è un fatto legale in sé, è un procedimento che è inserito nel solco sicuro della legittimità del diritto internazionale e anche coerente con la Costituzione italiana all'articolo 10. Ma di questo ho parlato tante volte e non voglio tediarvi stasera, perché chi lo sa già evidentemente non accetterebbe e non gli piace sentirsi ripetere le cose. Questo è il punto. Abbiamo un progetto importantissimo, carico di positività, di contenuti, senza nemici, che oggi siamo obbligati, se siamo politicamente responsabili e come cittadini vogliamo prenderci con le nostre mani la responsabilità del nostro futuro, siamo obbligati ad attuare. Perché, ripeto, se i tre candidati più importanti, quelli già sulla scena, per arrivare a governare il Veneto, parlano solo di autonomia, cioè parlano di una cosa che negli ultimi 5 anni è venuta sempre meno. Voi capite che è un assurdo. Avrebbero dovuto quantomeno dimostrare di avere la voglia, la determinazione, la capacità di difenderla, quel poco di autonomia che l'avevano. Invece gliel'hanno tolta e loro che cosa fanno? Ne rivendicano di più. Ma è un assurdo, è un concetto che non sta in piedi politicamente, vuol dire non avere la visione della situazione nella quale ci dibattiamo. E quindi per fare questo bisogna mettere in moto un meccanismo virtuoso di partecipazione, per assumerci quella che diceva Michele bene prima, la responsabilità, con quella qualità a cui noi ci teniamo molto, sulla quale abbiamo investito tutte le nostre energie, che è la credibilità. Voi sapete che Indipendenza Veneta ha sacrificato molti progetti che erano magari più di accelerazione, di forza, per vivere la credibilità. Il movimento, credo che su questo versante non tema assolutamente alcun giudizio. Movimento credibilissimo, non abbiamo velleitari, non vogliamo facinorosi, non improvvisiamo sul progetto. Il progetto, a proposito, non cambia. L'8 di febbraio, dicevo al dottor Gandhi, faremo il congresso per decidere se partecipare o meno alle elezioni, ma siamo sereni. L'ufficio politico, il direttivo del movimento è tranquillo e sereno, ma anche i militanti, perché abbiamo avviato da 1 mese e mezzo un ampio dibattito. Qualunque cosa decida il congresso non cambia la linea che ci siamo dati, ovvero non come ho visto uno che si dichiara indipendentista, ma deve essere un buon ragazzo ma con poca visione, che ha detto io ho 10 punti di programma per l'indipendenza del Veneto. Caspita, ho detto, come ha fatto a inventare? Mi pare un democristiano? Tutto qua, come fa? Noi non abbiamo 10 punti, neanche 9, neanche 8, neanche 7, neanche 6, neanche 5, neanche 4, neanche 3, neanche 2. Ne abbiamo uno solo! Indipendenza, punto fermo, abbiamo detto. Che non è una fissazione, lo dico per chi qui ci ascolta, ma questi qua, no, fissati. No, non siamo fissati, abbiamo semplificato al massimo, perché l'obiettivo di indipendenza non può essere declinato con obiettivi come è stato per il federalismo. Siamo arrivati al federalismo fluviale, al federalismo delle siepi, credo, al federalismo di ogni, e quindi alla negazione del federalismo. L'indipendenza non ha aggettivi, o c'è o non c'è, ed è un obiettivo unico. Per realizzare questo, tra le varie cose, è quello, stiamo facendo un'opera di sensibilizzazione, ovviamente di coinvolgimento dei cittadini, continuando un'attività sul territorio. Guardate, stasera c'è una sala follatissima che mi fa piacere, ma esattamente 7 giorni fa eravamo a Campo San Piero, un auditorio da 500 persone. Voglio dire, ogni settimana, io martedì sono nel Veronese, non so neanche il paese, è previsto un'altra sala da 300-400 persone, la prossima settimana ne abbiamo 2 incontri, cioè su tutto il territorio
siamo presenti perché vogliamo portare questo messaggio, un messaggio di speranza, è un messaggio, ripeto, positivo, carico di contenuti. Mi dispiace, ripeto, dover andare un po' per sintesi e per slogan, ma chi mi ha preceduto vi ha dato qualche tratto di concretezza con le simulazioni che ha fatto Alessandro Trentin e con gli approfondimenti che hanno fatto il dottor Casotto e il dottor Fava. Qual è l'altra azione che abbiamo individuato come importantissima? Quella che vi ha accennato Smuschi con grande passione, un sindaco straordinario, anche da lui abbiamo fatto una serata riuscitissima qualche settimana fa. Ed è quella che abbiamo presentato oggi in conferenza stampa a Palazzo Ferrofini, che è quella della delibera, cui lui ha solo accennato, con la quale si impegnano le amministrazioni comunali, le municipalità del Veneto in modo concreto per dare attuazione alla legge 16. Sì, avete capito bene. Ma qualcuno ha detto, ma tanto non raccoglierete mai soldi, è una legge che hanno approvato così per tacitare un po' l'azione che avevate smosso voi. No, no, si sono sbagliati. Quella legge che il governo ha impugnato l'8 di agosto, tra l'altro l'ha impugnata, come sapete, senza chiederne la sospensione, quindi una legge che produce oggi tutti i suoi effetti. Se la politica e la giunta regionale e il consiglio regionale avessero fatto il loro dovere, noi avremmo potuto votare anche a marzo probabilmente. Quando avessero fatto il loro dovere, non era un atto anche questo di fantasia, cosa devono fare? Devono fare quello che l'articolo 2 della legge 16 prevede, le delibere attuative per dare applicazione alla legge. Io avevo detto, poi il Presidente mi aveva anche un po', non dico deriso, ma mi ha detto, ma cosa dice Morosini, raccogliere i soldi, dice, se ci fossero stati tutti quegli imprenditori di cui dice lui, no, vi ricorderete, avremmo già i fondi. Ma i imprenditori sono mica dei fessi, come neanche i cittadini. Io ho versato 1000 euro, tanto per dare la dimostrazione. Se è vero che ci sono 100.000 euro, sarei un centesimo. Non credo, per esempio, non ci ha mai dato la possibilità di vedere il conto in diretta, non è stata fatta la propaganda, ma soprattutto non sono state fatte le delibere attuative. Un imprenditore non versa se non vede che chi guida la macchina regionale non attua il contenuto della legge. Mica è un fesso, quindi questo è il punto. Ma non ci fermiamo. Io il 9 di novembre ho avuto il piacere di andare ad assistere a una espressione, a un atto di democrazia diretta analoga a quella che vogliamo fare noi e che faremo, credetemi. Il 9 novembre ho incontrato a Barcellona Artur Mas, che è il leader della Generalitat e quindi del governo catalano, capo del governo di una realtà regionale analoga al Veneto. Io ho detto doveva essere Zaia ad andarlo a incontrare a nome di 5 milioni di veneti, non Alessio Morosini a nome di 5.000 iscritti in Indipendenza Veneto. Questa è la realtà. Avrebbe potuto poi riportare qui Artur Mas scambiando l'incontro, facendoci arricchire dell'esperienza dei catalani che in modo democratico, pacifico, come noi, per via istituzionale, stanno andando nella direzione dell'indipendenza. E in Catalogna ho anche meglio potuto conoscere e studiare che cosa hanno fatto loro. Due cose mi hanno colpito e di queste ne è testimone anche Alessandro, che come imprenditore ha avvicinato la realtà. In Catalogna arriveranno l'indipendenza presto perché hanno messo in rete 6.000 imprenditori, piccoli e medi imprenditori, che sono dichiaratamente per l'indipendenza. 6.000 imprese, e questo è un aspetto, la società e il mondo dell'impresa. L'altra cosa che mi ha impressionato è che su 859 municipalità, quindi comuni, 848 se non sbaglio, quindi tranne 8-9, 848 si sono collegate tra di loro creando un'assemblea permanente delle municipalità, che è l'idea che adesso abbiamo messo nelle mani di un sindaco straordinario che porterà avanti in autonomia, perché non deve sentirsi la cosa, non mettiamo il cappello su nulla, noi vogliamo dare il testimone a tante realtà perché autonomamente si investano per assumere la responsabilità che il momento richiede. E quindi un applauso a Smuschi,
non è un comitato, badate bene, non è un'associazione, è qualcosa di più, è un'assemblea aperta, un'assemblea permanente, un'assemblea che deve crescere costantemente, un'assemblea delle municipalità, quindi dei sindaci veneti, a favore, notate bene, del diritto di voto sul quesito dell'indipendenza. Abbiamo fatto un passo indietro, proprio perché abbiamo la consapevolezza che a volte è difficile comunicare delle cose importanti. L'indipendenza può apparire un peso, caspita, chiede a un sindaco di schierarsi per l'indipendenza, lui deve essere il sindaco di tutti. E allora abbiamo pensato con molti di loro, e tutti lo hanno capito subito quelli che si sono avvicinati, di fare un passo indietro, di far civilizzare questa Italia dell'illegalità, difendendo innanzitutto il diritto di voto dei nostri cittadini veneti sul quesito dell'indipendenza. Questo è l'assemblea delle municipalità venete in favore del diritto di voto sul quesito dell'indipendenza. Tra l'altro l'acronimo delle 3 parole più importanti viene fuori Ami Veneto, quindi se ami il Veneto evidentemente dici al tuo sindaco, come accennava Smuschi, di darsi da fare per far discutere nel consiglio comunale questa delibera. Vi voglio portare una notizia, un'esperienza diretta. Voi sapete che io avevo predisposto per Indipendenza Veneta l'ordine del giorno a sostegno del progetto di legge 342, quell'ordine del giorno che poi è stato votato da 182 consigli comunali. Io sono stato invitato a illustrare in molte sessioni di consigli comunali quell'ordine del giorno. Beh, ve ne racconto una, è giusto dirla. Sono stato invitato a Massanzago, tra le tante, sono andato in 20-30, consiglio comunale aperto, mi danno la parola, mi dicono guardi, qui c'è una maggioranza che sembra orientata favorevolmente, però ci sono 3 di sinistra, 1 che sono contrari. Ma dico guardi, io non è che devo convincere, vengo a spiegarvi il senso di una legge che ha un contenuto coerente con la Costituzione, articolo 21, per la manifestazione del pensiero. Vi spiego cos'è il diritto di autodeterminazione, che non è un fantasma, è un istituto del diritto internazionale, è un istituto che si sposa bene con la Costituzione italiana se si conosce questo e quello, perché badate, spesso ci sono sapienti che non hanno minimamente studiato questo tema, però tranciano il giudizio. Alla fine il consiglio comunale di Massanzago, ma non è stato l'unico, ha votato unanimemente. E poi alla fine sono venuti proprio quelli che mi avevano annunciato che erano contrari a dire ma io, avvocato, non ho mai sentito dire queste cose qua. Ma io pensavo che l'indipendenza, che l'autodeterminazione fosse una cosa brutta, che fosse un pericolo, e mi parla di legalità, di diritti, me l'ha detto in modo semplice. Abbiamo capito, dice, è giusta sta cosa qua, anche se io sono contrario, volterianamente contrario, non condivido nulla delle tue idee, ma sono pronto a dare la mia vita perché tu possa continuare ad esprimerle. Ce ne siamo dimenticati o vogliamo ricordarcene solo quando arriva l'ISIS a bombardare le nostre città e a fare i danni che fa? Dobbiamo ricordarcene sempre. Vado a chiudere perché voglio sentire le vostre domande e con tanti ospiti così e soprattutto gli interventi dei sindaci che ci sono già prenotati. Io mi auguro che voi possiate leggere e conoscere questa delibera, che è una delibera che fa crescere l'Italia, fa bene all'Italia. Ovviamente è una delibera che può aiutare, sono convinto che aiuta, che concorre a liberare il Veneto. Io vi voglio fare una domanda prima di chiudere, anche se avrei moltissime cose da dirvi, come sapete io poi se dico sarò breve rischio di raddoppiare i tempi, ma stavolta ve lo impongo perché ho detto non si può andare. Vi faccio una domanda, la domanda è quella che è scritta nella legge 16 e voglio una risposta chiara. Volete voi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì!